Eccoci qua amici telespettatori, buonasera a tutti e benvenuti a questa bella rubrica, la rubrica dell'indovinello. Ciao amici telespettatori, un bacio sempre da Maria. Perfetto, allora questa settimana dobbiamo comunicare innanzitutto gli SMS che ci avete inviato per quanto riguarda i numeri dei fagioli che si trovavano dentro al barattolo. E l'eventuale vincitore. E l'eventuale vincitore. Cominciamo subito con gli SMS che ci sono arrivati da... Allora, Francesca Ferranti da Salemi ci manda un messaggio dove ci scrive che ci sono nel barattolo 670 fagioli. 670, questa chi era? Francesca Ferranti. Francesca Ferranti, devi dire 670, hai sbagliato. Andiamo avanti. Maria da Selinunte 668. Maria da Selinunte 668, ha sbagliato anche lei. Andiamo avanti. Giuseppe Padula da Salemi 723. Vedi Giuseppe Padula, lì ti voglio dire una cosa. Giuseppe Padula, ti ci sei avvicinato parecchio, non voglio dire altro, hai sbagliato, però ti ci sei avvicinato parecchio, poi scopriremo perché. Andiamo avanti. Angela Pipitone da Mazzara del Vallo 127. Angela Pipitone, mi dispiace, hai sbagliato, 127 fagioli sono un pugnetto, dai. Angela, andiamo avanti. Saverio da Mazzara del Vallo 1000 fagioli. 1000 fagioli, chi è stato questo? Saverio da Mazzara del Vallo, hai sbagliato anche tu. Katia Pendino da Mazzara del Vallo 241. Katia Pendino da Mazzara del Vallo, quanto ha detto? 241. 241, non è esatto. Andiamo avanti. Nabil da Strasatti 210. Sì, ci ha scritto anche Nabil da Strasatti che ha detto 210, ma ha sbagliato anche lui. Andiamo avanti. Katia Eleonora, 26 anni da Marsala, ci ha mandato 3 sms. Nel primo ci dice 228, nel secondo 614 e nel terzo 275. 275 al terzo sms, però devo dire purtroppo che ha sbagliato anche Katia Eleonora da Mazzara del Vallo, giusto? Da Strasatti? No, da Marsala. Da Marsala, sì. Vabbè, andiamo avanti. Luana da Mazzara del Vallo 150 e 200. Luana da Mazzara del Vallo 150-200, ha sbagliato anche lei. Andiamo avanti. Rosanna da Paceco 310. 310 Rosanna da Paceco, e invece non è così. Andiamo avanti. Daniela da Marsala 158. Daniela da Marsala, ha sbagliato anche lei con 158. Andiamo avanti. Antonella da Mazzara del Vallo ci ha mandato due sms. Sì. 281 e 288. Sì, mi dispiace anche per te Antonella, hai sbagliato anche tu. Andiamo avanti. Lorena da Trapani 401. Lorena da Trapani 401, ha sbagliato pure. Giuseppe da Marsala 200. Giuseppe da Marsala 200, ma perché tutti sono fissati con queste cifre? Non capisco. Vabbè, andiamo avanti, ha sbagliato comunque. Lele da Trapani 220. Lele da Trapani 220, andiamo avanti. Benedetta Civello da Marsala 410. Benedetta Civello, carissima amica mia, 410. 410. Sì, purtroppo hai sbagliato anche tu. Andiamo avanti. Giacomo Pantaleo da Campobello di Mazzara 150. Giacomo Pantaleo da Campobello di Mazzara 150? 150. 150, hai sbagliato. Andiamo avanti. Pepe da Trapani insieme a Memè e Lorena. Aspetta, Pepe da Trapani insieme a me e Lorena ci hanno inviato 473 e 432. Dice perché insieme a Memè e insieme a Lorena? Perché Pepe, Memè e Lorena praticamente ci inviano lo stesso SMS con lo stesso telefono. Ah, giusto? Sì, giusto. Erano. Forse Hanno cambiato solo il nome. Esatto. Però gli SMS sono sempre quelli. Sì. Vabbè, comunque quanto hanno detto? 473 e 432, e invece avevano sbagliato. Andiamo avanti. Vincenzo da Mazzara del Vallo 567. E ha sbagliato anche Vincenzo. Andiamo avanti. Aldo da Paceco 735. Aldo da Paceco 735. Aldo da Paceco, mi dispiace, hai sbagliato. Andiamo avanti. Francesco da Trapani 1350. Chi? Francesca da Trapani. Francesca da Trapani 1350. Sì. Francesca da Trapani 1350, sicura? Sì. Ha sbagliato anche lei. Andiamo avanti. Valentina da Mazzara del Vallo 278. 278 Valentina da Mazzara del Vallo, e ha sbagliato. E Roberto da Castelvetrano 2009. Roberto da Castelvetrano 2009. Roberto, hai sbagliato. Andiamo avanti. Gianluca da Mazzara del Vallo 250. E ha sbagliato anche Gianluca. Andiamo avanti. Raduan da Marsala 199. Ha sbagliato anche Raduan, mi dispiace. Andiamo avanti. Antonino da Mazzara del Vallo 333. 333, ha sbagliato. E Andiamo poi avanti. abbiamo Marcella da Ragusa Marcella da Ragusa, vediamo cosa ci scrive. che ci scrive assai. Ah, uno scherzo. Marcella da Ragusa.
Marcella da Ragusa. Andiamo avanti. Valentina da Trapani, 150. Valentina da Trapani. Ha sbagliato anche Valentina. E poi abbiamo Vittorio da Trapani, Vittorio da Trapani. da Marsala Da Marsala. e da Castelvetrano. Sempre Vittorio. Sì, sempre Mazza. con lo stesso numero. Con lo stesso numero. Cioè prima chiama da Trapani, Trapani, da poi da Marsala. Marsala e poi da Castelvetrano. Vuol dire E allora che Vittorio, spostava. mi spieghi come fai a mandare lo stesso, praticamente lo stesso SMS da No, lo tre... stesso no, SMS ci ha mandato 3 SMS diversi. con lo stesso numero. Con lo stesso numero da 3 città diverse. Sì. Nello stesso momento. Nello stesso momento. Me lo spieghi, Vittorio? Sei un mago, E sei. ci dice Ah, Vittorio. 318, Sì. 371 Sì. e 383. Vittorio, hai sbagliato. Mi dispiace. Andiamo avanti. Poi ne abbiamo Asaro Caterina da Mazzara Sì. del Vallo che Sì. proprio ha desiderio di vincere. Questo me lo ricordo, guarda, perché mi ha preso addirittura il cellulare fuoco. Sì. A quanti SMS Un praticamente sacco. mi ha mandati? Eh? Ma ci credo, con in palio tutti Certo. questi Vabbè, soldi. andiamo avanti e facciamo sapere magari ad Asaro Caterina la risposta. Dai. 950, 980, 910, 1050, 1030, 1100, 1230, 840, 799, 738, 956, 920, 770, 853, 780, 624, 836, 486. Stop. Asaro Caterina, hai sbagliato. Mi dispiace. Mi dispiace, comunque ci fa piacere che ci scrivi tanti SMS perché ormai ti conosciamo. Asaro Caterina da Mazzara del Del Vallo. Vallo. Va bene, andiamo avanti. Asara Francesco da Mazzara del Vallo ci ha mandato 749, 824, 761 e 965. Asaro Francesco, sarebbe il papà forse, o il fratello. No, non lo so. Asara, non è Asaro. Asara, con la A? Con la A c'è scritto. No, ma sicuramente sarà Asaro, perché Sarà lo stesso Asaro? numero di telefono penso c'è. Ah, pure. Sì, sì. Vabbè, andiamo avanti, mi dispiace, hanno sbagliato anche loro. E Andiamo avanti? Rosanna da Mazzara del Vallo, 100. E Brigida da Mazzara con lo stesso cellulare, 225. A quanto pare Rosanna e Brigida si sono scambiati il cellulare per mandare gli SMS. Giusto. Però la risposta è sempre quella, avete sbagliato. Andiamo avanti? Cristina da Mazzara del Vallo, con gli auguri di buone feste. Grazie Cristina, grazie. Grazie. 200 fagioli. 200, hai sbagliato anche tu. Cristina, mi dispiace, andiamo avanti? Daniela da Mazzara del Vallo, 150. Daniela da Mazzara del Vallo 150. Angelo Vecchio da Mazzara del Vallo, 200. 200 Angelo Vecchia, ha sbagliato anche lui. Antonietta da Mazzara del Vallo, 250. Antonietta 250, ha sbagliato. Ali da Marsala, 220. Alida Marsala 220, andiamo avanti. Giovanna da Castelvetrano, 250 e 110. E ha sbagliato anche Giovanna, andiamo avanti. Michele Morsello, Michele Morsello da Marsala 420. 420, ha sbagliato anche Michele Morsello. Giulia da Marsala, 600. Giulia da Marsala ha sbagliato anche lei. Federica da Marsala, 453. E ha sbagliato anche Federica. Michele da Strasatti, 350. E ha sbagliato anche lui. Salvatore da Mazzara del Vallo, 274. E ha sbagliato anche lui, andiamo avanti. Peppe da Trapani, 300. E Rosa da Castelvetrano, 330. Eh sì, e finiscono finalmente qui. Senza calcolare che noi quelli anonimi non li abbiamo letto. No, perché sono anche anonimi. tanti. Sì. Anche tanti. Vabbè, a questo punto, naturalmente, amici telespettatori, c'è da sapere se c'è un vincitore o no. Giusto? Il vincitore, come avete visto, non c'è. I fagioli dentro al barattolo non sono fra i numeri che ci hanno inviato. A questo punto devo dire. Non ci volevano stare più i fagioli nel Esatto, barattolo. esatto, abbiamo dovuto cambiare. Anziché fagioli noi abbiamo messo le lenticchie, che ora fra un po', esatto, state vedendo in questo momento le lenticchie, fra un po' vi faremo vedere con molta più, praticamente, molto più da vicino, sì. Sì. Va bene, a questo punto devo dire però una cosa, che c'è stato Giuseppe Padula da Salemi che si è avvicinato moltissimo perché lui ci ha detto 723. Ebbene amici telespettatori, volete sapere quanti erano i fagioli? 729! 729 fagioli! Giuseppe Padula, per 6 fagioli non hai vinto, 1100 euro, erano 1100 euro. Comunque sei molto furbo, per cui continua sempre a mandarci SMS perché eri molto vicino. Va bene, e allora facciamo vedere di nuovo le lenticchie. Noi questa settimana naturalmente abbiamo cambiato, anziché fagioli abbiamo messo le lenticchie. Secondo me sarà molto più facile indovinarle. Per cui amici telespettatori, state vedendo le lenticchie,
Esatto? Sì. Quante lenticchie potrebbero esserci nel barattolo? La domanda è sempre quella. Quante lenticchie? Non potete fare altro che inviarci la risposta mandando un SMS al numero che state vedendo in sovraimpressione. Volete sapere che cosa c'è in palio? Questa settimana il montepremi salirà, anziché 1000, anziché 1100 sarà 1200 euro. Mamma mia. 1200 euro. Amici telespettatori, con 1200 euro si può risolvere qualcosa. Naturalmente questo è un montepremi che mettono in palio i nostri sponsor. Oh yeah!